nuovamente in diretta, una buona domenica, una buona giornata a chi si è appena messo in collegamento, ha appena acceso la televisione e si è collegato proprio con il 18 con Rete Veneta in questa nostra lunga diretta. Adesso abbiamo parlato di solidarietà, abbiamo parlato di tante persone che si stanno attivando per aiutare soprattutto le strutture sanitarie a dotarsi di strumentazioni indispensabili per poter curare le persone che sono positive al Covid-19, che si trovano appunto ricoverate in ospedale, e tante anche le piattaforme per aiutare le persone anziane a casa, le persone che hanno problemi a muoversi, anche semplicemente per fare la spesa, e ci si attiva anche online. Vediamo. State a casa, uscite solo per le motivazioni previste dal decreto del governo. È ormai l'invito che si ripete dei sindaci ai propri concittadini, e per far sì che la gente non esca di casa, in particolare le persone anziane, si moltiplicano le iniziative di volontari per portare la spesa a domicilio. Arzignano va oltre, addirittura crea una vera e propria piattaforma locale che aggrega le realtà economico-commerciali della cittadina. Siamo riusciti in pochissime ore, attraverso le nuove tecnologie, a creare un sistema di e-commerce e delivery praticamente focalizzato sul livello locale, sul livello dei nostri negozi, che ringrazio. Oltre 60 esercenti hanno aderito al progetto, che è assolutamente innovativo. Basta andare sul sito www.emergenzaarzignano.it e seguire le facili indicazioni per trovare dall'elenco dei negozi aderenti ai menù di ristoranti, bar, pizzerie che fanno consegne a domicilio. Un'iniziativa dalla duplice valenza: essere di aiuto ai cittadini ma anche le stesse attività economiche di Arzignano in questo periodo difficile, e un ponte per il futuro. E vuole essere un ulteriore slancio per aiutare i cittadini a sentirsi un po' meno soli e provare a portare un po' di normalità in queste giornate così strane. Un lavoro importante quello che è stato fatto, perché avere questa rete di esercizi commerciali, di negozi, ci permetterà nei prossimi mesi, quando tutto sarà finito, di lavorare insieme con tante nuove iniziative e progettualità per la nostra città. Sono tanti messaggi, tanti video che stanno arrivando proprio anche alla nostra redazione, messaggi di speranza, messaggi di forza, perché davvero uniti si può superare questo momento difficile. Allora il caso per esempio del videomessaggio che ci ha inviato Diego Brunelli, che è il direttore dei Blues Singers and Orchestra, questa formazione coro e orchestra tutta bassanese, che davvero ha lanciato questo messaggio forte di speranza e di condivisione. Allora vediamolo assieme. Salve, sono Diego Brunelli, direttore artistico della Blues Singers and Orchestra. Non posso dimenticare in nessun momento le difficoltà che stanno vivendo molti nostri concittadini sulla loro pelle, nelle loro famiglie, tra i loro conoscenti. E voglio esprimere, a nome di tutto il gruppo che rappresento, quanto siamo preoccupati per questa situazione e desiderosi che tutto finisca al più presto e nel migliore dei modi. Da casa possiamo offrire a tutti la nostra vicinanza e il nostro affetto, ma possiamo anche, come gruppo musicale della città di Bassano, mettere a disposizione di tutti le nostre canzoni, i pezzi tratti dai vari concerti, tutti rigorosamente dal vivo. Così, semplicemente, confidando di fare cosa gradita ai nostri concittadini bassanesi e veneti. Poi, quando tutto sarà finito e torneremo alle nostre consuete occupazioni, vi aspetteremo ai nostri concerti per cantare nuovamente alla vita e alla nostra ritrovata libertà. Grazie. Quindi davvero questo messaggio per tornare insieme a cantare alla vita, a cantare alla ritrovata libertà, e tra l'altro sono proprio dai Blues Singers and Orchestra sono arrivati alcuni video, perché ne sono arrivati più di uno, per condividere assieme a tutti voi questo momento difficile, è vero, però insieme, ed è l'esempio è proprio dato dal brano che proponiamo tra pochissimo, tratto
dal film I Miserabili, tra l'altro, Do You Hear the People Sing, è un messaggio fortissimo che vede un intero popolo, per chi conosce soprattutto il brano, un intero popolo, un intero paese, un'intera comunità lottare insieme, uniti, per arrivare a ottenere la libertà, a liberarsi proprio da dalla schiavitù nel loro caso, in questa circostanza invece per liberarci da questa epidemia, da questo contagio tremendo che sta davvero mettendo in ginocchio un intero paese. Però allora c'è tanta forza, e allora sentiamo assieme, guardiamo assieme e assaporiamo assieme questo grande messaggio di forza, solidarietà e unità che ci arriva anche grazie alla musica.
insomma abbiamo sentito Blues Singers and Orchestra diretti dal loro maestro Diego Brunelli con questa Do You Hear the People Sing, che tra l'altro è tratta dal film I Miserabili, e allora è proprio il testo che è bellissimo ed è perfetto, direi, per questo momento, quando dicono senti le persone cantare la musica della gente, chi non sarà più schiavo, quando il battito del tuo cuore fa eco al battito della batteria, c'è una vita che sta per iniziare, quando arriva domani. E davvero è una speranza guardare al futuro, a guardare al domani, a restare uniti, pur ognuno nella sua casa, nella sua abitazione, però il battito del cuore di ognuno di noi unito davvero può fare tantissimo. Questo bel messaggio che ci è arrivato grazie alla musica e grazie ai Blues Singers and Orchestra. Io adesso andrei a leggere altri messaggi che continuano ad arrivare alla nostra redazione, al numero 340 3218 806, lo state vedendo, e continuiamo allora a vedere i vostri messaggi. Zaia potrebbe rispolverare pure le famose ronde padane, potrebbero far consegna a domicilio ad anziani di alimentari e farmaci. Questo è il messaggio che ci hanno inviato. E ancora, buonasera, quelle persone che vengono trovate non rispettano le regole, non fare denuncia, ma subito una bella multa e la mettiamo nella cassa dell'ULSS. Sì, allora, è chiaro, questo signore dice inutile denunciarli, li multiamo e i soldi che raccogliamo per la multa li mandiamo nelle casse dell'azienda sanitaria per aiutare proprio i nostri ospedali ad acquistare il materiale necessario. In realtà, ecco, voglio ricordarlo ancora una volta, perché c'è presente e attivo il gruppo Helios di imprenditori che sta avviando questa raccolta fondi proprio per acquistare materiale per l'ospedale, e anche questa idea potrebbe essere davvero da contemplare. Magari le multe poi vengono girate proprio a Helios, e così assieme a tutte queste persone si può davvero aiutare gli ospedali a superare questo momento difficile. Dove sono i tamponi per i sanitari? Sono un medico dell'ospedale di Castelfranco, non ci fanno i tamponi. Tamponi fuori dal supermercato? Ne abbiamo bisogno noi. E ancora, buonasera, non si può chiedere agli operatori sanitari di non avere protezioni individuali, devono avere, non sono martiri, non sono eroi. In realtà sono parecchi messaggi che arrivano e che riguardano proprio gli operatori sanitari che si trovano ad operare in alcune strutture e che pare siano ancora al momento, nonostante si continui a ripetere, a dire, siano ancora al momento privi del materiale necessario per tutelarsi, proprio il materiale base che è quello delle mascherine. Quindi bisognerebbe davvero che chi gestisce le varie strutture, che siano case di riposo, che siano ospedali, si impegnino per tutelare al massimo gli operatori e le persone che lavorano e sono a diretto contatto quotidianamente, rischiando la vita con le persone malate. Ma che ci facciamo in questo paese? Nell'emergenza abbiamo lo spirito di iniziativa di ovvero la mancanza di mascherine, autoproducendosele. Che fa questo paese? Ci ostacola, blocca come al solito per poi avvallare la cosa, ma si è perso tempo. E ecco, il paese ovviamente è riferito a Roma, che pare stia bloccando, secondo questo nostro telespettatore, il lavoro delle regioni, a cominciare dalla regione del Veneto. La regione del Veneto però si è attivata e si è autoprodotta appunto le mascherine, e alla fine questo telespettatore termina con la parola scritta proprio in maiuscolo: autonomia. E ancora, Zaia decide il divieto di passeggiare, ma ha messo anche le relative sanzioni, altrimenti è tutto inutile. Quindi questo nostro telespettatore che dice: è vero, Zaia da una parte ha detto che non si può più andare in giro senza, a meno che non ci sia la necessità o il motivo accertato, però dice le persone senza una multa, senza un freno ulteriore, continuano a non ascoltare, continuano a non recepire questo messaggio fortissimo, importantissimo, che diventa poi alla fine l'unica cosa, l'unico elemento basilare fondamentale per evitare il contagio. Adesso abbiamo visto nel Vicentino ad Arzignano come funziona tutto il discorso legato alla spesa online, e c'è anche tutta nel Trevigiano c'è un'attività legata al campo del sociale, mirata proprio alla consegna di farmaci, alla consegna di generi alimentari a domicilio.
L'assistenza domiciliare verrà garantita. Sono circa 200 a Treviso le persone che vengono seguite e l'attività non si fermerà. A garantirlo l'assessora alle politiche sociali Gloria Tessarolo. L'amministrazione sta mettendo in campo numerose iniziative per far fronte all'emergenza coronavirus. L'attenzione è rivolta soprattutto alla popolazione più fragile, non solo. Per la popolazione trevigiana abbiamo messo insieme quella che è la rete dei servizi già attivi in città per la consegna ad esempio dei farmaci a domicilio, avvalendoci anche di quelli che sono i servizi nazionali in condivisione con le farmacie che sono presenti nel territorio. Si sta riducendo comunque, spiega l'assessore, quello che è l'intervento dei volontari, non essendo registrata al momento la necessità di un supporto ulteriore della rete del volontariato, ma i servizi, quelli, non si fermano. Stiamo lavorando con Hauser Treviso e con Anteas e con il progetto Stacco della Regione del Veneto, che continuano a garantire attraverso la loro rete di volontariato, seppur un servizio ridotto, quello che è il trasporto di tipo sanitario per esigenze che non possono essere spostate, e attraverso loro anche la consegna a domicilio nei casi di estrema necessità di farmaci e alimenti. Per quanto riguarda la spesa a domicilio, sulla pagina Facebook e sul sito internet si sta aggiornando giorno dopo giorno la lista degli esercizi commerciali che effettuano questo servizio. Poi l'appello. Rivolgo il mio appello agli esercizi commerciali a segnalarci direttamente alla mail dell'assessorato alle politiche sociali quelli che sono gli esercizi che effettuano questo tipo di servizio, in modo che possiamo continuamente aggiornare la cittadinanza e facilitare così il servizio di prossimità, consentendo appunto le consegne più prossime a quelle che sono il domicilio delle persone che sono in reale difficoltà e che non possono muoversi. Sono attivi per quanto riguarda l'assessorato sociale 3 numeri di telefono. Il personale risponderà dal lunedì al venerdì in mattinata alle richieste ed esigenze dei cittadini. Qualche minuto di pausa e rientriamo subito in diretta.